Si sono accese le luci dell'Autostart per raccogliere i cavalli di questa sesta corsa, il premio Ommiona, dotazione di 7.700 euro, riservata a cavalli europei di 3 anni vincitori da 1.000 a 8.000 euro. In carriera leggiamo il campo col numero 1, Idea Mela Vincenzo Luongo, col 2 I Feel Good B per Pistone, col numero 3 è ritirato Istante Zacca, il 4 Intrepido Desi per Stefani, 5 Italo Baba Vecchione, 6 Immenso Black per Di Stefano. In seconda fila il 7 è Itaca di Mira con Dinardo, 8 Jupiter Trio con De Filippis e il 9 è In Love S con Alessandro Gocciadoro. La macchina è entrata addirittura delle tribune per lanciare i concorrenti per questa partenza. Davanti a tutti vediamo che se la giocano I Feel Good B e Intrepido Desi, con I Feel Good B che sembra in grado di mantenere la corda. Si infila dietro di lui Italo Baba che prende la seconda posizione, quindi rimane a destra Intrepido Desi. Terza posizione per il numero 1 di Idea Mela che però rompe, si butta nel piscino, quindi verrà Numero 1 eliminato Idea Mela dalla corsa, squalificato. e quindi si mette in terza posizione il numero 6 di Immenso Black con Davide Di Stefano. 200 metri in 15 di comodo, di tutto comodo per Manuel Pistone che conduce il Feel Good B a prendere un attimo già di vantaggio ad allungarsi fino ai 400 metri che vengono passati in 36, quindi in ulteriore rallentamento. Quindi lo segue Italo Baba, ad est è rimasto Intrepido Desi che Marco Stefano ovviamente gradua perché in questo momento non c'è bisogno di correre dietro a nessuno. I Feel Good B decide i ritmi e arriva ai 600 metri in 46,6, addirittura la curva in 16, quindi si può tranquillamente marciare anche a destra a queste velocità e Intrepido Desi adesso incomincia a alzare un po' la velocità della sua azione per andare a mettere un po' di pressione. 14,9, infatti anche Manuel Pistone se ne è accorto e quindi ha cominciato ad alzare la velocità anche del suo allievo che adesso sta per andare al chilometro. Nulla cambia ovviamente nelle posizioni che seguono, tutto si gioca lì davanti. Il parziale è di 1,16,6 per il chilometro. I Feel Good B sembra un po' aumentare la velocità dell'azione ma non perde di consistenza l'azione di Intrepido Desi alla sua destra, anzi diventa sicuramente più incisivo. Abbiamo un parziale stavolta 14,4, quindi assolutamente si corre. Manuel Pistone accelera ancora con il suo I Feel Good B, rimane Intrepido Desi, ma c'è Italo Baba che segue assolutamente nelle ombre del leader e prova a entrare anche lui nelle prime posizioni. Se la giocano in tre, ma arriva anche da di dietro Immenso Black, entra in retta d'arriva, 14,6 per la curva. I Feel Good B sembra in controllo, Italo Baba è al suo interno ma non cambia nulla, quindi vince I Feel Good B per 1,14,4, 1,59,6 per vincere questa corsa. Precede l'allievo di Roberto Vecchione Italo Baba e poi Intrepido Desi al terzo posto. Andiamo a vedere ancora una volta lo slow motion per controllare che sia tutto a posto, tutto in regola. Vince I Feel Good B assolutamente Manuel Pistone per Edwin Lages dal programma per l'azienda agricola Biasuzzi, questo figlio di Bar Hopping. Poi abbiamo il numero 9 al quarto posto che precede il numero 7 di Itaca di Mira che è al sesto posto, quindi 2, 5, 4, 6, 9 per l'arrivo numerico di questa sesta corsa qui all'ippodromo Marcoveggio.